Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, il Comandone Veneziano, siamo su MotoGP 13, modalità carriera. Ragazzi, andiamo ad Assen. E col camioncino si va in Olanda. Ok ragazzi, Assen, gara complicata. Rain Trap, email, team manager, obiettivo terzo posto. Possibile, ok. Che cazzo so di fare, come no. Twitter, Dominic Higerter, tornare in Olanda è sempre un piacere. Esteved Rabat, comincia il weekend, poche chiacchiere, tanto gas. Ad Assen ci sarà da sudare. Scott Reading, tornare in Olanda è sempre un piacere. E si gode. Andiamo raga. Ragazzi, ottime qualifiche sotto il bagnato, si gode la grandissima, settimo tempo ad Assen, molto molto bene. Per la gara previsto tempo nuvoloso, andiamo ragazzi a dominare Assen. Vai raga, Gran Premio d'Olanda, Assen, il Monte Carlo del motomondiale, voglio il double, dopo Catalogna, Assen, 2 vittorie consecutive, dai Comendone, tutto è possibile, vai Comendone, domina, vai Comendone, domina, vai Come domina, vai Come domina. Mamma mia, momento delicato, prima curva bastarda, profiterò, mi supera anche Scroto. Perfetto. Stiamo calmi, stiamo tranquilli, c'è tempo, c'è tempo. Bello sorpasso interno, adesso esterno su Rabattone, che c'è Agattone e Rabattone. Mamma mia, impennata come indiana. Una cagata. Simon Le Bon. Nono posto ragazzi. Ho perso 2 posizioni. Gran calma Comendone, c'è tempo. Bravo, sorpasso strepitoso. Agattone e Luttazzi. Ocio Le Bon. Dai Comendone, tira fuori il massimo da questa moto. Ocio, gran calma. Agattone. Ancora, ma porca miseria, ma svegliati. Un Comendone un po' beffardo oggi. Mamma mia cosa ho rischiato. C'è Le Bon, mamma mia. Ucciso Le Bon. Agattone. Comunque Rabat deve essere anche arrabbiatone. Arrabbiat. Ringrazio tutti per i consigli ragazzi. Mamma mia, ciao. Adesso c'è Redding. Siamo quarti ragazzi. Siamo quarti. Questa curva è bastarda. Mamma mia, niente da fare. La moto non è competitiva. Il Comendone è un po' rimbambito. Giro record per Caglione. Ocio. Dai che possiamo arrivare a podio, dai. Dai che poi c'è il Sachsenring, possiamo fare un bel filotto. Ragazzi, voglio il filotto comendiano. Dai, cavoli, dai. Dai che c'è Scott Reading. Questa è la mia curva, questa è la curva comendiana. Mamma mia, che rischio. Rischio incalcolabile, indefinito. Adesso c'è Espargaro, Zia Sparesi e Caglione. Sparesi. Dai. Mamma mia, grande duello tra Caglione e Espargaro.
Mamma mia. Ragazzi, la tensione è infinita ad Assen, mamma mia. Bravo Kumendone, questa è una grande cosa. Vai Kumendone pazzo. Vai Kumendone pazzo. Ocio, mamma mia che rischio. Che rischius. Occhio a Espa, grande. Il Kumendone in testa la corsa. Kumendone veneziano. Al secondo posto Espargarò. Caglione è terzo. Scusate ragazzi, sono momenti comendiani un po' pazzi questi, attenzione. Questa è la curva bastarda, Espargarò sorpassa Veneziano, giro record, fastest lap del Comenda veneziano, 1.42.141. Vai Comenda, verso la gloria, gloria. Gloria. Noi che vogliamo la gloria e Tori, la Tori e gloria e Tori. Dai Comendone. Mai vinto ad Assen, vittoria prestigiosa. Speriamo bene ragazzi, non portiamo sfiga però. Dai raga, portiamo a casa un successo infinito. Un successo interplanetario. Un successo comendiano, mamma mia. Gran calma, Vene. 3 decimi di vantaggio su Espargarò. Ocio. Madonnina benedetta, che rischio. Sbandata comendiana di proporzioni bibliche e interplanetarie. Dai Comendone. Dai Cume. 7 decimi di vantaggio. Gran calma. Mamma mia che tensione. Dai ragazzi, penultima curva, ormai ci siamo. Chicane obesa, l'obesoide. La chicane obesa. E il Comendone va a vincere ad Assen. Gran premio incredibile. Vittoria ad Assen. 2 di fila, Catalogna vittoria, e Assen. Grandissima vittoria. Grande piazzamento e si gode. Vai. Grande. Andiamo su Twitter a festeggiare. Allora, Salmone, gran gara oggi. Comenda sta dimostrando il talento da vendere. Valentino Rossi, grandissimo Comenda. E Nicky Aio, gran bel risultato. Forse Comenda, 282.000 fans. E si gode. Quotidiani. Festa Repsol Honda Team, ha vinto Marquez. Il veneziano si giudica la gara in Moto 2. Rino Gattuso ha vinto in Moto 3. Perfetto. Le classifiche sempre alla fine della terza gara. Sachsenring, ragazzi, al Sachsenring si può dominare. Vai col camioncino, si va al Sax a dominare. Email. L'obiettivo è il terzo posto. Vai, manager personale. Tutto rego, me ne frego. Feed sociali, Alex Vilma De Angelis. A Sachsenring ci aspetta il weekend di duro lavoro. Vilma De Angelis, piccola pausa dopo Assen. Scott Reading, tutta la settimana a giocare a MotoGP. Ah, grande Scott. Me lo godo, Scott. Any Motorrad Grand Prix Deutschland. Ai. Bello. Siamo a Dresda. Qualificazioni un po' così, 11° tempo sotto un sole incredibile. E niente raga, speriamo bene per la gara, tempo previsto nuvoloso. Vai raga, ne del Sachsenring, voglio il trouble o il triplete, voglio fare 3 vittorie consecutive. Ma l'è dura, l'è molto dura. Rischio. Bravo Comendone. Abbiamo perso 250.000 posizioni, che bravo Comendone. Pippa comendiana, altro che. Dai. Mamma mia che rischio.
Mamma mia, raga, dai. Tentiamo il miracolo. Ho perso tantissime posizioni in partenza in quella cazzo di prima curva maledetta. Bravo, Kume. Questa è la mia curva di solito. Vai, c'è una cagata e a gattone. Ocio, Caglione. Dai, almeno il podio, però mi piacerebbe vincere, cazzo. Dai, Kume. Adesso guida aggressiva, raga, non me ne frega un cazzo. No, sta curva è di una... No, bastarda, de più. Dai, Kume, dai. Dai, fio, giro record del veneziano intanto. Dai, tira sta moto. Bravo venezianone, dai. Bravo Kume, dai, dai, dai. Bravissimo. Bravo. Dai, cavoli. Questa l'ha presa benissimo. Siamo primi, ragazzi. Siamo primi, gran calma. Gran calma. Se devo stare tranquillo. No cagate, no cavolate, mamma mia. Tensione infinita, no. No, no. Mamma mia, vibrazioni incredibili del joypad. Ultimo giro, ragazzi. Ultimo giro. Spargaro domina, ma il comandante ancora di più, grande sorpasso all'interno. Giro record ancora di veneziano. Grande veneziano in super forma. Mamma mia, Spargaro. Mamma mia, che duelli adesso, che duelli. Dai, Kume. No, la tensione è troppo alta, voglio il trouble. Vai di trouble. È un buon vantaggio, calma. Calma e gesso. Un secondo di vantaggio alle Spargaro. Mamma mia che rischio. Secondo rischio. Vai Kume. Vola Kume. Vola Kume, calma. 2 curve alla fine. 2 curve. Final curve in vero inglese. No, no, sì, 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 sì. Triplete anche al Sachsenring. Sachsenring, Assen e Catalogna. Mi ammazza e si gode. Sì, cazzo, triplettone. Triplettone. Raga, triplettone di vittorie. Team manager, grande piazzamento e si gode. Manager personale, grande risultato, molto bene. Twitter, Rino Gattuso, grande vittoria, sta andando davvero forte. Spargaro, un agito per aver perso il confronto con Veneziano. Devo ammettere che oggi era troppo forte. Sì, Antonelli, grande prima posizione. Saxony con si inizia a arrivare a veri numeri. 312.000 fans. Calendario, Indianapolis, altra gara favorevole. No, posso fare il quadriplet. Il quadriplet come indiano. Il comandone è in forma, ragazzi, è ufficiale. Reading Trap. Team manager, terzo. Solito obiettivo. Twitter, allora, Pavesini, correre Indy, fare davvero venire voglia di mettere la propria firma sul gradino più alto. Zircone, questo weekend devo fare bene e dare dentro il massimo. Zircone, correre Indy, fare davvero venire voglia di mettere la propria firma su quel cazzo di... Ciao ragazzi, abbiamo cambiato l'avversario, adesso siamo contro Schumacher, taroccato, contro Kummenacher, insomma, Schumacher taroccato. Ha una bellissima moto dalle prestazioni indescrivibili. Ma noi siamo messi bene, ragazzi. 3 vittorie consecutive.
E adesso vai di quadriplet comendiano. Red Bull Indianapolis Grand Prix. E la Red Bull, Vettel si è ritirato a Silverstone. Io godo come un protto in calore. Ai ai ai. Ragazzi, qualificazione incredibile a Indianapolis, 16° tempo, veramente una delle mie piste. Malissimo ragazzi, malissimo. Speriamo bene raga per la gara, speriamo bene. Voglio il quadriplet bellissimo Indianapolis, sole comendiano e andiamo. Tentiamo la rimontada per il quadriplet comendiano. Indianapolis è una mia gara, mai partiti così male però. Vai Kume. Vai Kume. Oh, c'è maleducato. Ottime prime curve, bravissimo Profiterol adesso. Il comendone c'è raga, il comendone c'è. Ecco, appena detto, vaffanbrodo. Vai Kume, siamo già decimi, 6 posizioni guadagnate in mezzo giro, neanche mezzo. Ciao Scrutino. Le Bon. Siamo contro Le Bon e Luttazzi. Vai Kume, bravo, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ecco Luttazzi. Ecco Luttazzi, bravo, anche una cagata. 7° posto. Vai, staccatona comendiana. Bravo, 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 bravo. Mamma mia, all'interno, grandissimo. Mamma mia, Comenda cosa sta combinando in ste gare. Il comendone in una forma strepitosa. Adesso c'è Aggattone, Ridley Scott, Reading e forse Calione. Vai Kume. Vai Kume. Portiamo a casa il quadriplete kumendiano. Sì, Calione, bravissimo. Mamma mia che rischio, mamma mia che rischio. Terza posizione per il talento veneziano, la Red di Valentino Rossi del Grande Vale. Madonna, oh, scusate raga. Mamma mia, momento delicato per il Comenda. Madonna, oh che fastidio. Ocio, mamma mia che impennata pazzesca. Vai Ridley Scott, Reading e Calione. Possiamo arrivare tranquillamente primi. Apriamo la curva interna, niente da fare. Ma siamo là ormai, duello incredibile. Attenzione, attenzione. Cosa ha combinato il comandone, ma si è salvato per miracolo. Incidente per Scott, Reading. E incidente che per il Comenda. Me lo merito. Me lo merito. Me lo merito ragazzi. Che cappellona. Che deficiente che sono. Cosa volevo fare? Ai ai ai. Adesso è impossibile il quadriplete. Solo un miracolo di proporzioni obese. Ah, che pippa però. Momento difficile per il comendone, che però è già in rimonta. C'è Profiterol e Luttazzi adesso. Bella, questo l'ho presa benissimo, grande. Siamo di nuovo ottavi. Vai la scia di Ridley Scott. Giro record per Kallio. Ah, cosa ho buttato via però. Vabbè ragazzi, ci sta. È difficile mantenere la tensione per tante gare. Proviamoci, però non è finita. Dai, arrabbiat. Una cagata. Madonna che come. Però il comandone in forma oggi. Mamma mia, impennata schifosa. Ho appena di questa cosa, subito cagata, Pazzesco. Dai, proviamoci, rischiamo il tutto per tutto, tanto. Madonna, che derapone. Grande Kume, grande Kume. Ancora, una cagata ma si salva una cagata. Siamo quarti, almeno il podio comendiano. Almeno il podio, c'è Spargaro, c'è l'Espa,
C'è l'incidente per Zircone. Dai comandone. Dai che Scott è indietro. Peccato, potevo fare il quadriplete, porca miseria. Ma è difficile questo gioco, lo sappiamo raga, basta un erroretto e ciao. Vai Come, portala a casa Come. Portala a casa Come, meno il podio. Bravo, ciao Espa, ciao Espa, ciao Espa. Vai di podio, vai di podio. Podio importantissimo ragazzi. No, l'ha cagata alla fine, no. E arriva il podio ragazzi, va benissimo così. Molto bene, molto bene, molto bene. E vaffanculo anche il Red Bull, odio sto sponsor. Bibitari di merda. Buono, grande terzo posto. Mamma mia, che 4 gare spettacolari, 3 vittorie e un terzo posto dopo il Mugello ormai è un lontano ricordo. Un grande risultato. Twitter, Hagater, ragazzi, quanto tempo che non correvo una gara così tirata contro un altro pilota veneziano, è veramente forte. Dani Pedrosa, grandissimo come continua così, e troverai parecchie soddisfazioni in Moto2. Paul Espargaro, anche se alla fine veneziano è arrivato davanti, spero che il nostro duello vi abbia divertito, sì. 338 fans, sì, 338.000 fans, scusate ragazzi, sono un po' stanco. Allora, classifiche Moto2, attenzione a, mamma mia, 154 Riley Scott rating, 153 Mika Hakkinen Callione e 142 Kumendone veneziano. Mamma mia che sfida a 3 ragazzi. In MotoGP invece 208 Pedrosino, Marquez 188, Lorenzo 175, stavolta Pedrosa. Moto3 Reno Gattuso, Vino e Salmone. E poi la principessa Sissi, grande principessa. Buono raga, prossima gara dov'è? A Brno, ok ragazzi, buono, buono, buono. Le possibilità di vincere Moto2 sono tantissime. Raga, un saluto dal Comendone, pazzo veneziano. Ciao!